Grazie Seva e grazie a Radio Libertà. Noi siamo l'Ufficio Rapporti Sociali, abbiamo come concessione da questa bellissima radio l'opportunità di trattare l'argomento base che riguarda il nuovo codice della strada. Noi siamo presenti a Nole, in via Volvera 3, e siamo presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16 tramite appuntamenti venuti tramite telefono oppure email. Il telefono è il 328 07 15 232, la mail è uff rapporti sociali tutto attaccato minuscolo @libero.it. Ci trovate appunto a disposizione su qualunque tipo di problema, se soprattutto la base riguarda appunto il nuovo codice della strada per quanto riguarda la radio, però per le persone, sia per le pensioni, per le dichiarazioni, per gli avvocati, ingegneri, geometri, architetti, eccetera. Oggi abbiamo con noi, all'inizio della trasmissione, il nostro Boeris Achille, che per noi è il Babbo Natale, il quale però ci chiarirà tutto quello che ha scritto, che sta scrivendo e che dà sui giornali e come sono le situazioni per le richieste fatte in queste settimane scorse e a che punto siamo per poterle migliorare o peggio. Dopodiché trattiamo l'argomento che diventerà ogni giorno, sta diventando ogni giorno, sulle macchine elettriche, tutto ciò che riguarda, perché così l'ingegner Diego Cudia, ve lo sto dicendo apertamente, è un grande personaggio, non solo italiano, ma anche europeo ed extraeuropeo, quindi lui dà le risposte tecniche e realistiche di quello che vuol dire e come comportarsi. Quindi io credo che, se è già in linea, Achille gli rubo 5 minuti perché lui ha tante cose da fare, così si chiarisce anche a che punto è. Mi pare che abbia scritto anche un libro, comunque ci chiarirà lui delle cose. Achille, sei in linea? Pronto? Boeris? Forse non è in linea. Forse è caduta la linea, adesso lo ricollego. Grazie, sì, perché abbiamo appunto da parlare per quanto riguarda le cene dell'ex basket, perché lui era anche un grande arbitro di basket e quindi un conoscente molto conosciuto. Infatti lo chiamano Babbo Natale perché qui nel Borgo San Salvario e diciamo anche in città come Torino è una base a livello proprio tecnico come personaggio. Penso che sia in linea perché anche lui come me è tornato in onda. È in linea? Sì, sono in linea, mi senti? Sì, grazie. Scusami Achille, ma ne approfittavo per trattarti male. Senti un po' Achille, vuoi chiarire ai nostri ascoltatori, e sai che sono tanti che ti seguono, come sta la situazione, a che punto sono le tue richieste, e mi pare che hai scritto anche un libro oppure sui giornali. Cioè, spiegaci un po', ti do 5 minuti, dai, così ti sfoghi, spiegaci un po' la tua situazione riguardante i nostri ascoltatori e anche le nostre associazioni che sono aggregate a noi, delle quali tu come me le dirigi, tipo i Senza Limiti, tipo gli altri con disabili, eccetera. Vai Achille, grazie. Grazie a te. Comincio con i vetri della parrocchia di San Pietro Paolo e altre 2 parrocchie di San Salvario. Diciamo che per questo argomento sto realmente interessando tutti, scrivendo a destra, scrivendo a sinistra. Sabato era una visita medica al Palazzetto dello Sport, ho incontrato Elena Maccanti eccetera, gli ho detto di interessarsi con i politici per queste vetrate, ho parlato con GRP di prendere contatti perché sono una persona amante della Chiesa e della cultura e diciamo mi piacerebbe magari anche attraverso la radio trovare il mecenate che si accoglie il pagamento molto molto alto, parlano di 75.000 euro per queste 3 vetrate.
Diciamo che per me è una cosa che sta a cuore, infatti diciamo è un mio desiderio come Babbo Natale di risolvere questo problema per il mio parroco. Poi diciamo ha chiamato prima Luigi Senza Limiti, ve lo ricordo, diciamo che io Senza Limiti lo seguo da quando è nato e invece i disabili psichici e fisici lo sto seguendo da parecchi anni. Per questo vi rinnovo l'invito di interessarvi per il 5 per 1000 e dare il 5 per 1000 a questa associazione Senza Limiti. Ricordo quando è morto il figlio del presidente Maurizio, diciamo che ho visto realmente cosa vuol dire appartenere a questa associazione, perché tutte le persone erano interessate, i bambini, i ragazzi, gli adulti, sono andati tutti a salutare questo ragazzo. Era veramente, cioè ragazzo, una persona di 45 anni, non è proprio un ragazzo. Comunque mi è piaciuto realmente vedere l'interesse e l'amore di tutti questi ragazzi. Sì, ma questo è dovuto, Achille, anche al fatto che tu, perché bisogna dire le cose giuste, sei stato e per me sei sempre rimasto un grande arbitro di un grande sport, quindi a livello sportivo, e sai che i nostri, diciamo, dei Senza Limiti, i nostri ragazzi praticano anche sport. Poi faremo parlare Gianni, se riesco la prossima settimana lo faccio parlare, perché così darà il 5 per 1000, darà le notizie, spiegherà che punto sono e come sono le organizzazioni. Però tu, Achille, sei il primo, sei il braccio destro, sei ancora, e non ci vuole molto per essere migliore di me, ma sei 1000 volte meglio di me, quindi è chiaro che sei tu che mi hai presentato loro, se ti ricordi, eravamo ancora in Largo Saluto una decina o quindicina d'anni fa. Comunque, Achille, se non hai altro ti ringrazio, così diamo la parola all'ingegner Cudia, perché ci sono altri argomenti interessanti e sai che se ci segui perché hai capito che la cosa interessa, e questa radio è una di quelle che consente, e forse è l'unica secondo me, a tutti di poter esprimere e di dire il proprio pensiero. Secondo te va bene, giusto o non è giusto? Così ti ringrazio e poi andiamo avanti. Achille, è giusto, faccio solo un piccolo intervento sul referendum. Diciamo che il mio giudizio sul referendum è negativo, perché quando sono stati validati e interessavano la cittadinanza e non i politici non sono stati presi in considerazione. E invece se interessano loro, allora spingono e addirittura si lamentano perché hanno poca pubblicità. Alla faccia della poca pubblicità. Scusate, ma è stato un mio pensiero interno che mi segue per tutta la vita. Ho sempre votato per tutti, ma stavolta me ne starò caldamente a casa. Saluti a tutti e grazie delle parole che mi avete permesso di dire. Grazie Achillone, tanto ci sentiamo qui, ognuno ha il diritto di esprimere il proprio pensiero ed è in libertà, non provvisoria, vera, reale e concreta. Grazie Achille, così io penso che la nostra Sveva si stia chiamando l'ingegner Cudia, perché oggi lo faccio divertire per più di un quarto d'ora, perché ho delle domande stampate ieri sera, quindi deve rispondere per forza, essendo un esperto, ripeto, non solo nazionale ma internazionale, quindi mi riferisco all'Inghilterra, alla Francia, alla Spagna, all'Italia, quindi 2 o 3 domande gliele posso fare. Appena sei in linea, Cudia, interrompi pure, perché così ti faccio le domande e andiamo avanti, perché sono cose che la gente a None mi chiama e vuole sapere, vuole sentire. Così tu, sia l'architetto che tu come ingegnere, siete in prima fila. Vedo e sento che ci sei, vero Diego? Sei presente, Diego? Non ti sento, Diego. Pronto? Luigi? Sì? No, ancora non ci sente. Ah beh, allora vai in linea?
Abbiamo perso il contatto, un secondo che lo ricollego. Ok, allora aspetta un attimo. Intanto la domanda che farò a Risiere riguarda il bonus delle colonnine elettriche, quanto vale e chi può richiedere. Cioè qui stiamo già entrando quello che succederà nel 2035, quindi nel 2030, quindi noi abbiamo adesso in questi primi 5 anni già bonus per le colonnine elettriche per quanto vale in casa, oppure ufficiale, mi pare che di ieri o dell'altro ieri Matteo Salvini ha approvato un mega bonus auto di 11.000 euro a fondo perduto per comprarti l'auto nuova elettrica. Quindi chi meglio di Diego può spiegarmeli e dare spiegazioni a voi che ci ascoltate? Diego, sei riuscito a collegarti? Assolutamente sì, sono qui con te Luigi. Scusa Buongiorno. Diego perché ti rompo le palle, ma tu devi spiegare che è il tuo mestiere, dimmi anche come dicono gli altri all'estero, perché qui per esempio, Diego, ti leggo, il bonus colonnine elettriche, quanto vale, chi può richiederlo, cosa serve? Ti dico, sarà possibile prenotare il bonus per l'installazione, ammesso che tu sappia di cosa parlo, perché devi saperlo perché sei l'unico qui in Italia che tratta questo, di colonnine di ricarica elettrica presso la propria abitazione, Diego. Cioè il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso un avviso pubblicato sul proprio sito, informa che a partire dalle ore 12 dell'8 luglio, questo perché sono orgoglioso che tu fai parte della nostra famiglia, perché diamo le notizie in anticipo di quello che poi li aspetta, per sapere se hanno dei diritti, come poterli realizzare, o dei doveri, come poterli poi concretizzare. Quindi dall'8 luglio sarà possibile richiedere il bonus colonnine domestiche tramite la piattaforma informatica dedicata. Quindi tu spiega bene poi cosa vuol dire e come fare. Quindi questo incentivo è rivolto, dice, a persone fisiche e condomini per l'acquisto e l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici come colonnine o washbox. Per accedere alla piattaforma è necessario utilizzare SPID, carta di identità elettronica, CIE, o carta nazionale dei servizi CNS. Perché ti dico questo? Perché solo così la gente capisce bene come deve comportarsi. Noi, per quanto riguarda lo SPID o altri documenti, possono venire in ufficio che li rifacciamo anche noi tramite computer. Quindi una volta effettuato l'accesso sarà possibile compilare il modulo elettronico di richiesta guidata. Per completare la domanda è necessario possedere una casella di posta elettronica certificata PEC attiva. Quindi Diego, ma per fare una colonnina così in casa eventualmente, che cosa bisogna avere in casa? Che organizzazione? Che potenza? Cioè, dai una spiegazione a quanto ho letto, se hai capito cosa ho letto, Diego, scusami. Vai. Sì, innanzitutto buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori e un augurio al signore di prima che stavo ascoltando, il tuo vecchio, Certo. tuo vecchio amico. Babbo Natale. Babbo Natale, esatto, ecco, l'ho ascoltato, ha detto una cosa molto interessante che mi ha toccato, ecco. Per cui gli faccio tanti auguri per quello che sta facendo. Per quanto riguarda il discorso che hai iniziato, che è una cosa che si sta portando avanti da diversi anni e chiaramente a livello europeo sono cose già partite, ecco, sono già partite da almeno 5-6 anni. Purtroppo in Italia ci si sveglia sempre tardi, magari dopo di me l'amico Arturo Calligaro potrà specificare meglio a livello politico. Allora, oggi è possibile quello che dicevamo anche dai microfoni di questa radio qualche anno fa, così, è possibile avere anche in casa, nella propria casa, ma soprattutto nei condomini, perché finché uno ha la casa privata, la villetta, la casa in campagna, la casa mono o trifamiliare è molto più facile. Con i condomini invece è un po' più difficile. E ovviamente è una cosa che, scusate, in questo caso
deve essere mossa a livello di assemblea condominiale. Il privato può fare la richiesta, io voglio mettere una wall box oppure una colonnina sotto il mio condominio perché comunque ho la macchina elettrica, ma devo chiedere l'autorizzazione a tutto il condominio, perché se sono l'unico è un po' quello che succede per avere l'area riservata ai portatori di handicap fisici, per fare disegnare l'area riservata per il parcheggio. E quindi insomma è un po' complicato, ma è un lavoro che dovrebbe spettare ai amministratori. Ecco. Chiaramente su là devono darlo i condomini o il condominio o i condomini interessati. Infatti molti cosa fanno attualmente? Se la casa ha di pertinenza, se il condominio ha di pertinenza dei garage, lo installano nel garage, ma è un atto privato. Invece per avere la colonnina proprio sotto il condominio, così bisogna fare proprio l'assemblea condominale, diciamolo ai radioascoltatori. Ma una domanda mia da ascoltatore, Diego. Sì, ma sì. Quant'è questo bonus? Cioè, bonus cosa vuol dire? Che ti aiutano, ti danno dei soldi? Cioè, io faccio finta, veramente non capisco niente, però mi dice bonus, quindi vuol dire che se io mi attengo ai certificati richiesti posso ottenere. Che cosa consiste questo bonus? Tu sei un esperto, a livello europeo come la pensano? Perché se lo fanno in Italia lo fanno anche all'estero, cosa ne dici? Ma allora, parliamo sempre di wall box o colonnine sotto a fianco, vicino ai condomini. Non credo che il Ministero dello Stato dia dei soldi. Il bonus, come succede con il bonus per le automobili, è più che altro una detrazione fiscale, non è che, anche perché una wall box, poi dico esattamente qual è la differenza. Colonnina, lo dice il nome, è un'installazione che va comunque, tra l'altro anche lì va a rompere il pavimento, quindi deve essere installata nell'asfalto, eccetera, nella strada o nel cortile o diciamo nel parcheggio pertinenziale. Quindi è già un lavoro che richiede l'intervento anche dell'ufficio tecnico del comune per quanto riguarda la colonnina. La wall box è praticamente è un po' quello che sono le scatole elettriche dei cantieri edili. Ecco. Si appende anche al muro, si installa al muro, si tira giù un cavo, ci si aggancia alla linea elettrica del palazzo, del condominio, ed è lì. Una volta che in un'ora si installa ed è già operativa. Chiaramente capisci bene che la wall box è più facile, costa anche di meno. Oggi una wall box si ottiene con meno di 1.000 euro, lavoro di installazione compreso. Ecco. Per cui, però, capisci bene che è già una spesa che compete comunque, può essere diciamo divisa tra persone, in questo caso tra un condominio. Quello che però volevo sottolineare è quello che hai detto prima tu. Quando ti devi agganciare alla piattaforma del Ministero devi andare in una struttura, devi venire, ecco, per dirla, deve venire una struttura come l'ufficio rapporti sociali qui lì a None, quello che dirigi tu, per dare tutta una serie di documenti. Per creare tutta la carta elettronica, tutta una serie di documenti che riguardano anche quelli fiscali del condominio. E poi un personaggio bravo come l'architetto Arturo Calligario può iniziare comunque, contattando poi l'amministratore eccetera, può iniziare tutta la pratica per ottenere l'installazione della wall box. Ripeto. Allora un'altra cosa, Diego, perché il tempo vola e gli argomenti sono tanti e tu poi dopo tu li dai ai tecnici e Arturo può dare anche l'aspetto poi politico. Senti un po', qui dice, guarda Diego che l'ho appena stampato stamattina, l'ho tirato giù ieri sera. Qui dice che parliamo di macchine elettriche, Diego, dice
Matteo Salvini ha approvato il mega bonus auto di 11.000 euro a fondo perduto per comprarti l'auto nuova e dice basta la patente di guida. Adesso io lo leggo, tu poi dici una risposta, poi interrompiamo e facciamo finire la seconda parte, così Arturo poi dà quella politica, perché dice che, Diego, presto sarà possibile ottenere fino a 11.000 euro per l'acquisto di un veicolo meno inquinante. Tutto ciò che c'è da sapere e i requisiti, io mi permetto di prenderli perché da ignorante leggo. Sono mesi difficili per gli automobilisti. Basti pensare a regioni come, Diego, Lombardia e Piemonte, Esatto. dove ben presto, ecco perché Arturo dopo si dovrà divertire a rispondere, Lombardia e Piemonte, dove ben presto scatteranno le limitazioni per i diesel Euro 5, ma non solo per loro. Il cambiamento climatico avanza più di un treno in corsa, ma l'Italia non è ancora pronta ad affrontarlo. Ma il riscaldamento climatico oppure la storia dell'elettrico che non siamo pronti ad affrontare? Vabbè, specialmente chi guida, chi possiede un'auto soprattutto vecchia, non lo fa per effetto, almeno nella maggior parte dei casi, ma perché cambiarla rappresenta un impatto concreto sulle proprie finanze e su quelle familiari. Certo. Tipicamente se uno offre 11.000 comincia a pensare a quanto può costare. Quindi il punto resta, l'ecobonus ha esaurito il suo ciclo, mentre la transizione all'elettrico non ha dato i frutti sperati, e qui devi dire tu. Ed è per questo che Matteo Salvini nella proposta di revisione del PNRR ha inserito una nuova possibilità: ottenere fino a 11.000 euro per l'acquisto di un'auto, la nuova a patto di rottamare la vecchia. Leggo ancora veloce e poi cambiamo. E dice il nuovo piano è tuttora attorno al piano nazionale di ripresa e resilienza. È lì, nella revisione che il governo sta modellando, che Matteo Salvini ha inserito una proposta che potrebbe cambiare le carte in tavola per milioni di automobilisti, proprio perché ha dato 11.000 euro per chi decide di abbandonare il vecchio motore termico e puntare su un veicolo elettrico, sottolineato, Diego. Una scelta che non nasce dal nulla. L'Italia è in forte ritardo sulla transizione ecologica, ecco perché devi rispondere. E nel frattempo sempre più famiglie fanno i conti con l'impossibilità concreta di... Quindi questo intervento finanziario con circa 600 milioni di euro provenienti dai fondi europei punta a colmare quel vuoto, da una parte agevolare l'acquisto di veicoli meno inquinanti, dall'altra rafforzare le infrastrutture a partire dalle colonnine elettriche. Perché ti ho trovato a te la domanda? Perché tu oltre che in Italia sei anche un pezzo grosso in Europa. Inizia una risposta, poi interrompiamo un attimo per la pubblicità e continuerai così Arturo darà quella politica. Vai Diego. Scusatemi se vi interrompo, dobbiamo fare la pubblicità. Allora Diego un attimo, va bene, grazie. A voi pubblicità. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. Di nuovo a voi la linea. Grazie. Allora Diego, se vuoi puoi iniziare a dare la risposta tecnica, perché qui riguarda anche l'Europa e tu, essendo un personaggio molto conosciuto in Europa, dai, ecco, secondo te questa approvazione del mega bonus dove ci porta? Per quale motivo? E bastano i 600 milioni dati? Allora, grazie, è una bella domanda. Ovviamente, come tutte le cose, tutti gli aiuti che il governo italiano, insomma, che sia delle varie fazioni, eccetera, i soldi che dovrebbe stanziare, che stanzia, non bastano mai, anche perché comunque sappiamo bene che poi di questi 600 milioni vorrei vedere esattamente quanti poi vengono, dove e come vengono
distribuiti, eccetera, ma questo è un discorso politico. Mi aggancio a quello che hai detto tu. Purtroppo, quello che hai detto tu prima, purtroppo esiste la cosiddetta i cambiamenti climatici. L'altro giorno ascoltavo, per far capire anche ai radioascoltatori, ascoltavo mio diciamo conterraneo, ecco, essendo di origine siciliana anche lui, che è Luca Parmitano, uno dei grandi astronauti, che diceva che quando è nello spazio vedeva che la Terra sta cambiando. Oralmente detta così, lui è un ingegnere come me, è un ingegnere prima diciamo astrofisica, eccetera. E la Terra cambia perché noi miliardi di cittadini la stiamo cambiando. Parliamo solamente del fatto che l'Amazzonia, la foresta amazzonica, il grande polmone della Terra, praticamente non esiste più, è dimezzata, e quindi non fa più il lavoro che dovrebbe fare. Questo porta dei grossi cambiamenti, ecco. Cambiamenti che saranno sempre più vicini, li vedremo anche noi. Si parla di aumento della temperatura globale di 1,5 gradi, questo vuol dire che sentiremo tutti più caldo, gli inverni saranno più caldi, bisognerà spendere più soldi per comunque stare meglio, compresa le automobili, perché le automobili comunque fanno parte della nostra vita, sono oggetti che noi utilizziamo diuturnamente, cioè tutti i giorni, per cui ovvio c'è una transizione. Esiste, ecco, l'abbiamo voluta noi popolo, perché insomma la Terra ha i suoi limiti, noi li stiamo proprio violentando questi limiti, quello è. Per cui da quando esistono le ferrovie, insomma, da quando l'uomo ha creato i mezzi di trasporto. Quindi dobbiamo in questo modo, allora, tutti gli sviluppi tecnologici vanno avanti a livello di giorno per giorno. Ti ricordi che fino a un anno fa si parlava di batterie che permettevano alle macchine di fare 200 km al giorno, oggi parliamo di batterie elettriche pulite, quindi parliamo di un annetto fa, pulite, sicure, che permettono di fare 700 km al giorno. Io non li faccio neanche per andare a lavorare, ecco. Quindi vedi bene che siamo anche già noi testimoni, oltre che diciamo da giornalista come te, da pubblicista come me, siamo testimoni di questo che diciamo. Ecco, ovvio, io dico sempre ai radioascoltatori e a chi mi ascolta, non pensiamo che dal 2035 ci obbligheranno ad andare tutti con l'elettrico, perché comunque ci sono grossi interessi da parte delle grandi case di produttrici di automezzi, parliamo di mezzi pesanti, navi, aerei, eccetera. Prima di vedere un aereo o un jumbo che viaggia in elettrico passeranno almeno 300 anni, ecco, per cui questi devono viaggiare, al massimo viaggeranno con biocarburante, che comunque insomma è una cosa bella, ma comunque è sempre un consumo. Per cui, ma io ti rubo ancora un minuto, poi chiudiamo. Ma scusami, io parlo da terra a terra, ma se danno 11.000 euro a fondo perduto, ragazzi, sì. Io sono ancora vecchio, lo sapete, io penso 22 milioni di lire. Ma quanto costano quelle macchine nuove? E poi dove vado a prendere i soldi? Se io una macchina che ha 27-30 anni e me la valutano 2-3 mila euro, 11 me li mettono loro, cosa costa? 40.000 euro? Ragazzi, ma parliamo di cose serie, ecco perché ti ho letto questo, perché tu sei quello tecnico, ma poi Arturo politicamente dovrà pur spiegarlo, perché ragazzi, non è che sono quelli che hanno le Ferrari o le Mercedes o le Maserati super limite che cambieranno con quelle elettriche, ma sono i lavoratori che magari prendono 1.300 euro al mese. Quando mai la pagano? Sì, lo Stato interviene, ma che cos'è? Un minuto, dai Diego, poi interrompiamo. Sì, allora, faccio una rapida carrellata dei modelli che oggi sono elettrici. Oggi non faccio le marche, non dico le marche perché non faccio tutta la pubblicità, anche se alcune con cui ci lavoro, eccetera. Oggi una macchinina elettrica costa 20-22 mila euro, piccolina come la 500. Ci sono delle macchine elettriche che costano 300.000 euro, 400.000 euro. Vabbè, hai citato la Ferrari per dire il top del top.
Ovvio che se io devo comprarmi una macchina perché me la posso permettere, che costa 130.000 euro, fino all'11% è il mio 10% di sconto che mi fanno così. Ovvio che non mi dà, se devo comprarmi la macchinina da 20, 25, ma anche 30.000 euro, non mi daranno mai 11.000 euro di bonus, mi leveranno ecco il prezzo della macchina che vado a dare. Ecco perché io dico sempre meglio tenere la macchinina di 23 anni che viaggia ancora bene, no? e piuttosto fare altri tipi di discorsi. Ecco. Questo per dire ai radioascoltatori che le macchine elettriche molte costano, ma si stanno affacciando. È vero, ho visto i nuovi prezzi che prenderà la 500 elettrica che il nuovo amministratore delegato cercherà di portare su. Purtroppo quei prezzi saranno alti. Ecco, per le case alti vuol dire per lo stipendio medio che hai detto tu prima, ecco, quello che va dai 1.500 ai 2.500, ecco. Quello è medio, è il medio. Per cui questa situazione dà gioco alle case straniere che proporranno dei veicoli sempre meno costosi. E quindi la gente comprerà estero, vedi Volkswagen, vedi Hyundai, ecco, per dire dei nomi che la gente già conosce, quindi non sto facendo pubblicità, eccetera. Quindi, comunque Diego, manco un minuto, ti saluto e ringrazio, così poi prossimamente andiamo avanti, perché è un argomento profondo. Prima del 2030 qua dobbiamo parlare, chiarire e rispondere alla gente. Vedrai quanti ne verranno settimana prossima. Quando continuiamo questo discorso ben volentieri. Intanto approfitto per mandare un saluto fraterno a te che continui questo lavoro in modo esemplare, un caro saluto ai radioascoltatori e alla Radio Libertà. A presto, buona giornata e buona festa a tutti. Ciao, grazie Diego. Allora, mentre la nostra sveva grandissima, purtroppo la facciamo lavorare un po' di più, si mette in collegamento con l'architetto Arturo Caligaro, così lui mi avrà sentito perché lui ci segue e poi è profondo, mi darà la risposta politica su questo accordo ufficiale di Matteo Salvini dove approvano un mega bonus di 11.000 euro, cose che pazzesco, 22 milioni di lire così. E poi, caro Arturo, appena sei in linea, che ti ringrazio per aver accettato, ti dico cosa hanno detto ieri sera. Pare che chi vive in Piemonte non paghi più il bollo auto, ma poi ti leggo di cosa si tratta così tu dai una risposta. Sei già in linea, Arturo? Un secondo soltanto, Luigi. Ok, allora siamo qui con l'articolo che dice che chi vive in Piemonte non lo paga più. È stato confermato, dice stamattina, il decreto. Cittadini, iniziate pure a festeggiare, dice. Luigi, Parlo scusami. del giorno 25 maggio. Luigi, scusami. 2020. Sì? L'architetto ancora non mi risponde, quindi aspettiamo un minuto e lo richiamo. Sì, va bene. Allora, io intanto leggo di cosa si tratta e poi lo spiegherò a lui. Il Piemonte offre diverse esenzioni e agevolazioni sul bollo auto, incentivando, parlo del Piemonte, incentivando la mobilità sostenibile e supportando specifiche categorie. Primo, il bollo auto, la tassa automobilistica regionale, rappresenta un onere annuale per la maggior parte dei possessori di veicoli in Italia. Tuttavia, esistono diverse categorie di veicoli e di persone che godono di esenzioni totali o parziali, sia a livello nazionale che regionale. Le persone con disabilità, questo sono i miei, come previsto dalla legge 104/1992, beneficiano Luigi, quando vuoi dell'esenzione Arturo dal in bollo collegamento. auto. Sì? C'è già Arturo? Ciao Luigi, ciao Luigi. Scusami Arturo, ma ti devo rompere le palle per cose serie. Tanto tu ci hai già seguito all'inizio. Primo volevo sapere poi una risposta politica riguardo all'approvato mega bonus che Matteo Salvini di 11.000 euro che acquista un'auto elettrica.
il prossimo. E poi quello che sta succedendo a Torino, Arturo, ieri sera, che da stamattina, dove dice che chi vive in Piemonte non pagherà più il bollo, e stavo leggendo, per esempio, riguardante le persone di disabilità, dalla legge 104 1992 che beneficiano da questa esenzione si applica sia se il veicolo è intestato direttamente alla persona con disabilità, sia se è intestato a un familiare di cui la persona è fisicamente a carico, con un reddito annuo inferiore, Arturo, a 2.840,51 euro. L'esenzione è valida per un solo veicolo con i seguenti limiti, Arturo: benzina o ibrida fino a 2000 cc, diesel o ibrida fino a 2008 cc, elettriche potenza non superiore a 150 kW. La domanda di esenzione e ogni altro chiarimento va rivolto all'ufficio tributi della regione Piemonte, perché poi questi verranno da noi, chiedo, no? Quindi l'auto d'epoche storiche, che il Piemonte riconosce il valore storico di alcuni veicoli con specifiche agevolazioni, le auto d'epoca oltre i 30 anni sono esenti automaticamente dal bollo come tassa di possesso. Se questi veicoli circolano su strade pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria, quindi attualmente 30 euro per gli autoveicoli, 20 euro per i motoveicoli. Invece i veicoli storici tra i 20 e i 29 anni possono beneficiare di una riduzione, Arturo, del 50% della tassa automobilistica. Per accedere a questa decisione è necessario che il veicolo sia in possesso del certificato di rilevanza storica, CRS, rilasciato dai registri riconosciuti ASI, storico Lancia, italiano Fiat, italiano Alfa Romeo, storico FMI. Perché se i veicoli storici non sono certificati o la certificazione non risulta dalla carta di circolazione, è prevista una riduzione del 10%, che è quella che tu mi hai fatto ottenere in Regione Piemonte e della quale ancora adesso è quella attuale. Però noi siamo partiti dal 10, possiamo arrivare al 30-40, perché poi dice esenzione per esempio per i veicoli ecologici, dove il Piemonte incentiva la mobilità sostenibile per i veicoli a basso impatto ambientale. I veicoli elettrici, i veicoli alimentati esclusivamente a GPL o metano godono di esenzione permanente dal pagamento. I veicoli a doppia alimentazione, GPL, benzina e metano, godono per i primi 5 anni. Quindi, se vuoi dare una risposta sia politica a quella di Matteo Salvini che a questa di stamattina qui del bollo auto per il Piemonte, un tuo parere va avanti tranquillo, almeno per 10 minuti, dai. Sì, allora, qualsiasi iniziativa che vada a vantaggio o agevolare gli automobilisti è apprezzabile. Sai che noi poi non stiamo zitti, siamo la lingam velena in piemontese, la parte critica di tutte le cose, perché è anche giusto esaminare e poter fare delle riflessioni su un provvedimento intrapreso da qualsiasi governo. Quindi noi raccogliamo il buono che viene fatto, però possiamo anche portare qualche critica, visto che siamo in Radio Libertà e non abbiamo padrini e pensiamo con la nostra testa. Allora, buono per il provvedimento Salvini e senz'altro un'iniziativa lodevole. La considerazione che viene fatta è perché, visto che la nostra industria automobilistica è in crisi, perché solo sulle auto elettriche? Allora, se noi miriamo alla qualità dell'ambiente, non sono solo le auto elettriche che possono portare meno inquinamento, ma anche auto nuove. Il nostro parco auto nelle nostre città è anziano e vetusto, quindi un incentivo per cambiare, sostituire le autovetture oramai datate con autovetture nuove e quindi meno inquinanti dovrebbe essere premiato. Quindi questa iniziativa dovrebbe riguardare non solo la mobilità elettrica, perché sappiamo benissimo chi costruisce le batterie elettriche e la componentistica delle auto elettriche, che non sono le industrie italiane, mentre le industrie italiane
producono la componentistica per i motori termici. Quindi se possiamo fare una critica a questo sistema è quello di non aver esteso, come era alcuni anni fa, il beneficio a tutte le auto di nuova produzione che hanno dei sistemi di riduzione dell'inquinamento e dei consumi molto più approfonditi e molto più puntuali che non gli attuali. E per questo ci sentiamo di proporre questa modifica alla legge, perché se vogliamo rinnovare il parco auto degli italiani, quindi renderlo più sicuro, perché con i dispositivi di sicurezza che ci sono attualmente, che non sono quelli di 20 anni fa, quindi vari ABS, SB, airbag e quant'altro, quindi anche in tema di sicurezza andrebbe favorito questo processo. E poi appunto parliamo non entriamo nel merito delle auto elettriche inquinanti o meno, perché è un ragionamento che con Diego, l'ingegner QD, abbiamo affrontato approfonditamente molte volte, ma parliamo solo strettamente di impatto ambientale, di inquinamento e di riduzione di inquinamento. E questo è un argomento che potremmo sviscerare magari nelle prossime trasmissioni, mettendo a confronto quelli che sono gli effetti di un'auto elettrica sull'ambiente e quelli di una nuovissima e modernissima auto a combustione interna. Il secondo ragionamento dell'esenzione del bollo è che quando si fa un provvedimento in Italia, purtroppo, il politico dà delle indicazioni, poi il funzionario ci mette sempre del suo. Io mi chiedo perché un disabile non può avere un'agevolazione, ha già la sfortuna di avere una disabilità, e noi dobbiamo vedere che questo sì sia disabile, ma che abbia anche un reddito molto basso, quindi che abbia tutte le disgrazie di sto mondo. Non gli basta una disgrazia, deve essere un disabile anche povero per poter usufruire di quelle agevolazioni marginali, perché uno non risolve i problemi della disabilità con una riduzione o un'esenzione del bollo. Però noi dobbiamo metterci qua e fargli trovare ancora a lungo con la burocrazia. Allora devi presentare l'ISEE, devi un'auto sola, il convivente deve presentare la documentazione, e lo sappiamo benissimo le montagne di carta che bisogna sprecare in Italia per ottenere un qualcosa che magari è un tuo diritto o un'agevolazione, visto che se hai già la sfortuna di avere una disabilità, no. In Italia, oltre alla sfortuna, devi anche mantenere una burocrazia cieca che deve andare a mettere dei paletti ridicoli, perché lasciamelo giudicare, perché un reddito di 2.800 euro all'anno per poter avere un'esenzione di un bollo che mi pare proprio una cosa estremamente ridicola, quasi una presa in giro. Però anche qua tutto quello che viene portato a casa è un vantaggio, e quindi per qualcuno per cui rimane nel tema delle riflessioni che ci facciamo noi e che nei nostri ragionamenti su uno Stato che la prima cosa che pensa è creare burocrazia per legittimare quella marea di funzionari degli enti pubblici che altrimenti dovrebbero cercarsi un lavoro. Noi in Italia molta parte del reddito degli italiani e della ricchezza del paese va per sostenere, per pagare questa burocrazia. Ma è un ragionamento politico che si dovrebbe affrontare a livello parlamentare, e sai benissimo che la classe dei burocrati vota, sono tanti, votano, per cui schierarsela contro non c'è la volontà di schierarsi. Anche qui, anche in Piemonte, lì
sono politici, no? I consiglieri, perché dice, il titolo è bollo auto, chi vive in Piemonte non lo paga più. Confermato stamattina il decreto, cittadini iniziate pure a festeggiare. Arturo, questo è un titolo di corpo 72, nero, proprio sottolineato come se... Poi dopo però dice, e questo dopo devi spiegare perché tu lo stai spiegando, al termine dell'esenzione la tassa si riduce, attento Arturo, a un quarto per i veicoli a GPL, a un quinto per i veicoli a metano, per i veicoli ibridi benzina elettrica immatricolati prima del 1 gennaio 2025 con potenza complessiva non superiore a 100 kW, 2025 gennaio vuol dire questi primi 6 mesi. Ecco perché ringraziamo questa radio e soprattutto gente come te, l'ingegnere Diego, che parlate a questa radio cose attuali e presenti. E dice che non superiore a 100 kg vale l'esenzione per le prime 5 annualità. Poi dice per i veicoli immatricolati successivamente è prevista una riduzione del 50% della tassa per i primi 5 anni. Io leggendo primi 5 anni così, primi 5 anni cos'ha, primi 5 anni di lì non ho capito niente. Che risposta dai, tecnica e politica chiara come sai fare tu, Arturo? Sì, si vuole favorire quello che dicevamo prima, il passaggio a una mobilità elettrica a basso impatto, per modo di dire, e quindi si tenta di portare nel piatto della bilancia per chi deve sostituire l'autovettura anche questo vantaggio di avere un bollo ridotto per alcune categorie di autoveicoli e per quelle immatricolate a una certa data. Unito al fatto che il governo appunto dia un incentivo, fa sì che se tu devi cambiare l'autovettura sai che per 5 anni non pagherai o pagherai una tariffa ridotta, potrebbe convincerti a sostituire la tua vecchia autovettura. Il problema è che solo col bollo non condizioni le logiche di mercato, no? Quindi sappiamo benissimo che la politica non può modificare le leggi di mercato, ma sono le leggi di mercato che modificano la politica. Allora, se c'è una crisi del settore dell'autovettura non è con questi provvedimenti che tu puoi invertire il trend o puoi invertire il corso dell'economia. Si tenta, sono, diciamo, partiamoci chiaro, delle operazioni per dimostrare la sensibilità ambientale della regione, delle amministrazioni che hanno competenza in materia. Non incidono su altri fattori, non incidono su fattori tipo ad esempio quello della tassa di proprietà o la modifica dei passaggi, dei costi dei passaggi di proprietà, dove, ritornando al discorso di prima, incide la burocrazia. Tu per fare un passaggio di proprietà in Italia spendi 500-600 euro, che equivale almeno a 3 o 4 annualità di bollo auto, no? Bisognerebbe ragionare su tutto il costo della burocrazia dell'autovettura, no? Quindi perché in Germania con 50 euro fai il cambio di proprietà dell'auto e in Italia se ne vanno 600? Perché in Francia spendi 30 o 40 euro e in Italia devi spenderne 500-600 euro? Sono questi i ragionamenti, perché poi andiamo a ragionare su incentivi o meno, come la penalizzazione del bollo per le auto considerate inquinanti, per cui chi non ha i soldi per cambiarsi l'auto viene ulteriormente penalizzato a pagare di più di bollo, di tassa di proprietà e quant'altro. È un ragionamento che Arturo, le amministrazioni... La prossima settimana parlerai per tutta l'ora perché non ti permetto più di ritardare così. Ti ringrazio Arturo, vai. Ok, un saluto agli ascoltatori, un abbraccio a te Luigi, un ringraziamento alla regia
e a risentirci e buona giornata a tutti. Grazie ad Arturo, grazie a Diego, grazie al nostro grande Babbo Natale e grazie soprattutto alla nostra Radio Libertà. Ringrazio io personalmente Seva che è perfetta, ci conduce in modo bellissimo, la gente che ascolta è soddisfatta, quindi io ricordo che noi siamo a None, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì se volete venire, dalle 14 alle 16 in via Volvera 3, oppure potete chiamare il 328 07 15 232 o mandare delle email alla UFF rapporti sociali @libero.it. Ringrazio ancora Radio Libertà e la nostra grande Seva. A tutti voi ascoltatori un forte abbraccio e il prossimo sabato ci risentiamo, saremo già a giugno e quindi inizieremo anche con il grande periodo estivo. Un bacione a tutti, un forte abbraccio e ci risentiamo sabato prossimo. A voi studio. Avete ascoltato Filo Diretto. Un nuovo modo per sostenere la